Forza antiterrorismo a Piazzale Roma, non solo i blocchi di cemento, anche mezzi corazzati e militari armati. Al Lido vigilia di mostra del cinema tra zone rosse, task force ed alta tecnologia. 17enne stuprata da un giovane marocchino che aveva conosciuto in discoteca a Jesolo, l'aggressore arrestato dai carabinieri. Anziana sorprende i ladri in casa a San Donà, i banditi la picchiano e se ne vanno senza rubare nulla. La donna finisce all'ospedale e caccia ai responsabili. Vaccinazione obbligatoria a scuola, aggiorni l'operatività per garantire la copertura. A Padova SMS ai genitori sull'iter da seguire. A Treviso vaccinazioni al via il 21 settembre. Sciocca la festa degli 8 a Vicenza, quindicenne cade dalla giostra a seggiolini e si frattura il bacino. Intervento della polizia locale, aperta un'inchiesta sull'accaduto. Per il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Parolin, si avvicina alla data dell'annuncio della beatificazione di Papa Albino Luciani. Potrebbe essere l'anno prossimo durante la visita in Veneto di Papa Francesco. Prefinali di Miss Italia 2017, arrivate ieri a Jesolo le 214 ragazze che da tutta la penisola oggi e domani si contenderanno i 30 posti per la finale del 9 settembre. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano le misure di sicurezza senza precedenti in occasione della mostra del cinema di Venezia. In Piazzale Roma il colpo d'occhio è davvero quello di una zona di guerra, ma vediamo i dettagli nel primo servizio. L'imponente schieramento di vigili urbani fischiettanti indica agli spaesati automobilisti il percorso per accedere a una città blindata. Gli automobilisti sono costretti allo slalom tra i New Jersey in cemento, il percorso obbligato li porta di fronte ai lince dell'esercito sorvegliati da militari pesantemente armati. Il panorama in Piazzale Roma è quello di una zona di guerra, sufficiente, si spera, a scoraggiare qualunque azione di stampo terroristico nelle settimane della mostra del cinema. L'impressionante macchina della sicurezza, entrata in funzione in mattinata, ha costretto anche il servizio pubblico ad alcune modifiche. Nel caso le nuove disposizioni dovessero produrre ingorghi all'ingresso in città, i bus di linea percorreranno la corsia fino ad ora riservata al tram. Un meccanismo collaudato, spiega il direttore generale di AVM Giovanni Seno, che nel corso della giornata ha dimostrato di funzionare senza problemi. Finora non mi sembra che ci siano stati assolutamente disagi di nessun tipo e quindi devo dire che alla prova dei fatti, almeno per questa prima mezza giornata, quanto era stato studiato ed è stato implementato ha retto. Le misure straordinarie di sicurezza resteranno in vigore per almeno 2 settimane, ma già si pensa di renderle almeno in parte permanenti. L'aspetto sinistro dei New Jersey, spiegano da AVM, che ha realizzato il sistema su richiesta di questura e prefettura, sarà presto mitigato dalla presenza di annunci pubblicitari. Positiva la risposta degli utenti del servizio pubblico. L'utenza nostra è assolutamente paragonabile a quella che è la reazione di tutti i cittadini di fronte a queste misure. Le misure sono prese a protezione dei cittadini, a protezione di tutti coloro che, voglio dire, devono avere la libertà di muoversi in sicurezza nei luoghi di particolare affollamento. E se tra la popolazione nessuno dimostra particolare entusiasmo, la maggioranza sembra convinta che si tratti di misure necessarie. Di fronte alla sicurezza, qualunque altra considerazione passa fatalmente in secondo piano. Qualunque cosa si faccia c'è sempre chi la condivide e chi la condivide meno. Però io credo che il vero problema che noi abbiamo davanti, qui le parlo da cittadino, non è tanto criticare le misure o essere a favore delle misure, è domandarsi perché le misure devono essere prese. Ed anche al Lido massima sicurezza in vista dell'inaugurazione della mostra del cinema. È attiva una sala operativa interforze con la polizia scientifica in prima linea. Vediamo. La macchina della sicurezza al Lido di Venezia è stata attivata ed entrerà nel vivo con l'inizio della 74esima mostra del cinema. Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale. Saranno un centinaio gli agenti impegnati quotidianamente, suddivisi in turni, il 30% in più rispetto agli anni passati, ha detto il questore, di cui 60 pernotteranno al Lido, mentre gli altri giungeranno dalla terraferma. Qui saranno gli stessi identici controlli che si fanno in tutte le situazioni ad alto rischio. Ci sarà una zona arancio dove c'è una preselezione, dove ci saranno dei blocchi, dove ci sarà personale munito di metal detector per fare i controlli alle persone, poi una seconda zona più ristretta, la zona rossa, che è quella che copre
copre il Palazzo del Cinema, l'ex Casino e quindi tutti gli accessi, dove ci sono i secondi controlli ancora più approfonditi e dove all'interno di queste strutture ci saranno personale specializzato con nuove tecnologie. Tecnologia all'avanguardia per tenere tutto sotto controllo attraverso la sala operativa all'interno dell'ex Palazzo del Casino. Abbiamo creato questa sala operativa avanzata con allegata sala crisi, nell'eventualità che ovviamente scongiuriamo assolutamente, per poter avere il controllo totale di tutto il personale che è qui impegnato in un'attività di prevenzione e di controllo. Le pattuglie saranno anche dotate di smartphone in grado di filmare e o fotografare eventuali persone ritenute sospette, per poi inviare in diretta i file alla centrale operativa, dove la Digos riuscirà ad identificarle in breve tempo. Presente anche il furgone mobile della Polizia Scientifica per effettuare identificazioni e accertamenti in loco. All'interno ci sono apparecchiature per il fotosegnalamento, la raccolta di impronte digitali, il riconoscimento della presenza di tracce di stupefacenti o di polvere da sparo sulle mani di eventuali sospetti. E continuiamo a parlare di sicurezza con il sindaco di Venezia Brugnaro, che questa mattina al Lido ha evidenziato come sia fondamentale anche difendere la propria libertà. Sentiamo. Noi continuiamo a difendere la nostra libertà, siamo attenti e pronti a difenderci, ma siamo sempre stati molto aperti. È la storia di questa città, aperta ma forte del suo diritto, della sua dignità e anche di poter dire quello che pensa, insomma, a livello anche più ampio. Con toni più morbidi rispetto ai giorni scorsi, il sindaco Brugnaro torna a parlare di sicurezza in città e lo fa sottolineando come sia fondamentale non avere paura e continuare a difendere la propria libertà per non essere schiavi. Inevitabile poi per il primo cittadino commentare la posa delle barriere Jersey, blocchi di cemento posizionati all'ingresso di Piazzale Roma per rallentare l'andatura dei mezzi provenienti da Mestre. Il risultato è visibile, ha commentato Brugnaro con prudenza. È un percorso che facciamo, sono 20 anni che nessuno si preoccupa di questa cosa. Mi auguro che vada nel migliore dei modi. Poi lancia una proposta per rendere la zona più gradevole alla vista. Faremo un ragionamento nei prossimi tempi, cambieremo, mettiamo appunto delle grandi fioriere, magari anche sarebbe bello anche una gara con gli artisti delle grandi sculture, magari non lo so, qualcosa così. Sicuramente comunque verde, roba così. Cioè, adesso dobbiamo il giro d'emergenza, anche perché ha pagato tutto il comune, insomma, siamo parchi noi su questo. Nuovo episodio di violenza sessuale, passiamo ora alla cronaca, in una località balneare. Dopo gli agghiaccianti fatti di Rimini, da Jesolo la notizia di un altro stupro che ha avuto come vittima una ragazzina di 17 anni. Sentiamo. Violentata nel parcheggio dal ragazzo conosciuto poco prima in discoteca, la vittima è una 17enne paraguaiana residente nel Veronese, in vacanza sul litorale veneziano assieme ad un gruppo di amiche maggiorenni. Sabato sera le ragazze decidono di trascorrere la serata in discoteca al Muretto. Qui la giovane conosce colui che diventerà il suo aguzzino, un 25enne vicentino di origini marocchine. I due chiacchierano, si piacciono, lei si lascia sedurre dal fascino del ragazzo più grande ed insieme decidono di uscire dal locale. Le telecamere di sorveglianza li ritraggono mentre passeggiano mano nella mano verso un'area appartata del parcheggio intorno alle 2:50 della notte. Poco dopo, lontano dall'occhio vigile delle telecamere, le effusioni si trasformano in violenza bruta. Più tardi il 25enne rientra nel locale, lasciando la ragazza da sola nel parcheggio. In stato di shock la riesce a ritrovare le amiche, alle quali tra le lacrime racconta l'accaduto. Insieme avvisano il personale addetto alla sicurezza del locale. A prestare alla giovane i primi soccorsi sono i sanitari dell'automedica presente nella discoteca. Nel frattempo vengono chiamati i carabinieri che assieme alla security rintracciano il 25enne e lo arrestano con l'accusa di violenza sessuale. La giovane intanto viene trasportata all'ospedale di San Donà, dove viene attivato il protocollo rosa per assistere le donne vittime di violenza sessuale. Gli accertamenti medici confermano la versione della 17enne. Ad ore l'udienza di convalida dell'arresto del 25enne. Intanto le indagini continuano con l'ausilio dei filmati messi a disposizione dal locale. E siamo a disposizione delle forze dell'ordine sempre, in ogni momento, quindi più di così cosa potevamo fare noi? Non è che è successo all'interno del locale, non so neanche dove sia successo, se nel parcheggio o fuori del parcheggio, perché sembra che lei aveva dichiarato che fosse al di là della rete in un fossetto fuori del parcheggio. Cioè è difficile poter intervenire in questi casi, comunque quello che potevamo fare l'abbiamo fatto al 100%.
E restiamo nel veneziano perché caccia ai malviventi che ieri pomeriggio hanno aggredito e picchiato un 83enne di San Donà nella sua abitazione, a caccia di soldi che non c'erano. L'anziana è finita all'ospedale. La paura, cioè guarda, proprio, penso che sia proprio dura da passare, anzi penso proprio che non passi. La rabbia di Fiorella, la figlia di Angelina Casonato, resta forte, nessuna pietà per la mamma, nemmeno per i suoi 83 anni, spinta a terra e presa a calci con la sola colpa di non avere quei soldi cercati dai banditi. Tutto questo non di notte in periferia, ma di giorno e in pieno centro. La paura si materializza in un'abitazione di via Petrarca dove la donna stava sonnecchiando in una apparentemente tranquilla domenica pomeriggio, poco dopo le 14, quando qualcuno ha suonato al cancello. Anche la prudenza di Angelina non è bastata. Lei guarda sempre da questa finestra qua e non apre mai. Quando ha sentito il campanello non ha aperto, perché non c'era nessuno. Dopodiché è venuta fuori da sta parte qua e ha aperto la porta per vedere chi c'era in giro e se l'ha trovato davanti. 2 a volto coperto che avevano già saltato il cancello, vogliono i soldi ma la povera anziana non ne ha ed è allora che scatta un'altra violenza bestiale, calci alla donna a terra. Poi, sfogata la loro frustrazione, se ne vanno lasciando l'83enne piena di lividi e sotto shock, anche se nonostante tutto continua a invocare aiuto. Ha chiamato me. Si è trascinata perché non è riuscita ad alzarsi perché aveva mal di schiena, ha preso un sacco di calci e dopo si è trascinata a gattoni fino al telefono, mi ha chiamato che io ero al mare e io da là ho chiamato i carabinieri. Per la donna è ricovero in ospedale per le numerose lesioni subite, fortunatamente non è in pericolo di vita. I militari hanno setacciato la casa alla ricerca di tracce utili, raccogliendo anche la testimonianza della vittima. Una caccia aperta a 2 banditi senza scrupoli, capaci di prendersela senza battere ciglio con una nonnina indifesa. L'economia con la vicenda delle ex Popolari Venete, la Consob ha multato Veneto Banca, il suo amministratore delegato Vincenzo Consoli insieme ai consiglieri e ad alcuni sindaci per complessivi 5.485.000 euro. Lo si apprende dalle delibere pubblicate nel bollettino della Commissione, in particolare a Consoli, amministratore delegato dal 30 aprile 2011 al 26 aprile 2014 e direttore generale della medesima banca dall'aprile del 2014 a luglio del 2015, sono state comminate multe per 640.000 euro. Ed ancora cronaca, rogo devasta un magazzino deposito di materiale di scarto vicino ad un'abitazione di San Donà, squadre dei vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte, evacuata una casa e analisi dell'ARPAV sulla qualità dell'aria. Praticamente si è preso fuoco una grossa catasta di legnami e sembrerebbe sicuramente dei grossi copertoni d'auto. Un'alta e densa colonna di fumo nero si è alzata ieri sera dal retro di queste abitazioni in via Tabina, a Isiata di San Donà di Piave. Il rogo si è diffuso rapidamente, bruciando il materiale contenuto in un vecchio deposito, una sorta di discarica abusiva dove il proprietario, un 70enne residente nello stesso complesso, accumulava materiale di varia provenienza, prevalentemente pneumatici, ferro e legname. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, accorsi in forza da San Donà, Mestre, Caorle e Motta di Livenza per avere ragione dell'incendio e soprattutto per scongiurare che le fiamme si allargassero alle abitazioni vicine. Lavoro che è durato tutta la notte e nella mattinata. Fortunatamente nessuna conseguenza per le persone, ma non si può dire lo stesso per la qualità dell'aria e dell'acqua. Oggi sul posto i tecnici dell'ARPAF hanno effettuato rilievi anche sui prodotti dei vicini orti. Nel frattempo abbiamo evitato, soprattutto la frazione di Isiata, a evitare oggi di consumare ortaggi dell'orto, diciamo, perché non sappiamo esattamente cosa abbiano lasciato il fumo. Occorrerà anche far luce sulle cause. C'è anche il sospetto che sia un incendio doloso, per quello che adesso al momento non vorrei fare anche qualche considerazione definitiva, insomma, nel senso che effettivamente il sito era degradato, diciamo. Abitano qui 4 nuclei familiari, compreso quello del proprietario del deposito andato in fumo, che vive qui da solo. I vicini stamattina erano infuriati, sia per il pericolo corso che per il protrarsi di una situazione rischiosa segnalata da tempo al comune. Effettivamente era conosciuto dalla città e il proprietario, come si può dire, è un tipo un po' particolare e effettivamente più di qualche volta era stato intimato, anzi so che a giorni dovevamo probabilmente anche intervenire per bonificare l'area. Purtroppo è successo questo, stiamo verificando anche le cause.
Ora 3 di questi appartamenti sono inagibili. Il comune sta cercando una sistemazione, in particolare per la famiglia marocchina con 3 figli, occupante l'appartamento immediatamente attaccato al deposito è andato distrutto. Ed un violento incendio, probabilmente di origine dolosa, è divampato nella notte in una ditta di spedizioni in via dell'Artigianato a Costermano, nel Veronese. Le fiamme, partite da uno dei mezzi parcheggiati nell'azienda, si sono estese in breve ad altri 8 tir, quasi tutti carichi di merce. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Verona, supportati da quelli di Rovigo e Trento. I danni sono ingentissimi, in corso indagini per verificare la natura del rogo. Ed ora parliamo dei vaccini divenuti obbligatori e dell'avvicinarsi dell'avvio dell'anno scolastico. L'ULSS di Padova spedirà 36.000 sms ai genitori di bambini fino a 6 anni residenti in provincia per il percorso di autocertificazione vaccinale. È un documento indispensabile per la frequentazione degli asili nido e delle scuole dell'infanzia. I genitori dei circa 4.500 bambini padovani che non hanno aderito o completato il programma di prevenzione vaccinale potranno prenotare la prestazione nelle sedi degli ambulatori pediatrici. Ed intanto a Treviso si è svolta oggi la riunione per pianificare il calendario delle sedute obbligatorie a cui sottoporre innanzitutto gli alunni delle scuole materne. Si comincerà il 21 settembre. Vaccinazioni obbligatorie. A Villa Carisi riunione operativa in mattinata del direttore generale Francesco Benazzi e dei suoi collaboratori per programmare le sedute straordinarie per gli alunni delle scuole materne ancora scoperti. Si calcola che la percentuale vada dal 10 al 15% su un totale di 22.000 bambini. È stata messa in piedi una macchina che dovrebbe essere efficiente, riusciamo a iniziare tutte le sedute vaccinali, anche quelle straordinarie, dal 21 di settembre, veramente una dietro l'altra. Manderemo le lettere alle famiglie e le famiglie quindi poi risponderanno. Quelli che ovviamente non vogliono vaccinare avranno la possibilità di avere dei contatti veri con i nostri medici, con i nostri assistenti sanitari, e quindi mi pare che l'organizzazione sia ben strutturata. Domani in mattinata l'incontro a Cassugana convocato dall'assessore alla scuola Caterina Cabino, a cui sono invitati dirigenti scolastici e azienda sanitaria. Non è tuttavia la zona del capoluogo quella che preoccupa maggiormente. Noi abbiamo l'area trevigiana, l'area del Solighe, che hanno percentuali di vaccinazione superiori al 92-93%, diciamo un po' Solano, quindi l'area dell'ex Sulsotto. Il numero di vaccinazioni va in 2%, quindi è chiaro che su quest'area dovremo lavorare. L'azienda sanitaria pronta a incontrare le famiglie e a stilare un percorso vaccinale condiviso. Di contro saranno proprio le ULSS, di fronte al pieno rifiuto, a sanzionare i genitori. Nel momento in cui il rifiuto totale da parte della famiglia, noi dovremo ovviamente cominciare quindi pecunaria, che con le scarpe, cose fuori, lì dormivano. Bivacco. A pochi passi il cimitero comunale del proprio congiunto, chi approfittando del verde fa passeggiare i vigili, una sensazione devono venire qua, e questo lo dico all'assessore devono
loro girovagare per la città. Forza Italia replica che la sicurezza deve essere garantita.
Le prossime annuale Venezia. L'anticiclone Polifemo giornata ampiamente soleggiata su tutte le province della nostra regione, rara nuvolosità sui rilievi veronesi e vicentini. Temperature massime comprese tra i 27 e i 32 gradi, minime attese invece intorno ai 17-20 gradi circa. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Cielo in prevalenza sereno e con rara nuvolosità su tutto il territorio regionale. Diamo uno sguardo anche in questo caso alle temperature. Le massime risultano essere comprese tra i 28 e i 31 gradi, valori notturni previsti tra 17 e 19 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui avremo una giornata all'insegna del bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime comprese tra i 27 e i 30 gradi, valori notturni attesi tra 16 e 18 gradi circa. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti moderati nord-orientali. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Acqua Estate.
estate, Annuale Venezia, il parco acquatico per famiglie e ragazzi. 8 piscine, idroscivoli, animazioni. Acqua estate è Annuale Venezia.